Allora, continuiamo le interviste con il mister dell'Hockey Club Montecchio Percalcino, Martin Ginestar. E mi hai detto che sei anche giù di voce, questo mi dispiace, ti avevo visto un po' indaffarato in panchina. Però, Sì. tutto sommato, io ho visto un ottimo Montecchio Precalcino, veramente messo bene in campo e che ha giocato fino all'ultimo secondo. Sì, bueno, buonasera a tutti. Veramente una partita bellissima per la gente. Penso che non ho mancato niente. Esatto. Non ho mancato niente, un rigore, una punizione prima, un rigore. Però prima non mi piace parlare dell'arbitro perché veramente mai ho parlato di un arbitro. Però va bene, l'arbitro sbaglia come sbaglia l'attaccante, come Ha fischiato sbaglia... molto, ha fischiato molto. Eh Questo sì, sì. e a veces uno non capisce tante cose, no? Abbiamo, tu lo sai che l'estecca in faccia è rosso, Sì, 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 sì. l'estecca in faccia è rosso, non è rosso, dopo mi ha lasciato fuori il giocatore lui, perché non lo so. E boh, niente, è partita così, Montecchio gioca così, fino alla fine. È un lavoro che si fa in settimana. Però rispetto alla partita con lo Scandiano che ho avuto Sì, modo di vedere, la difesa era costruita perfettamente, sì. non c'era spazio e lo Scandiano è riuscito a trovare vari spazi. Questa sera il Tiene non li ha mai trovati. No, va bene. Quindi Sì, in una settimana avete lavorato molto per migliorare questa fase di gioco. No, veramente si lavora tantissimo ogni giorno, va bene? La verdad che adesso mi dispiace la situazione che c'è adesso in Montecchio perché niente, uno si allena tantissimo, veramente, non è che lo dico per dirlo. Però niente, adesso Pareggio, la pallina... siamo 6 a 5. Sì, la pallina Siamo va fuori. sul fondo della classifica, bisogna andare su. Sì, bisogna dei punti, bisogna di giocare meglio, giocare bene, non sbagliare tantissimo. Una partita 3-1 per noi, dopo 4-3 in contro. Esatto. Niente, se Però deve guardare tante insomma cose. non avete neanche mai mollato perché proprio gli ultimi secondi avete attaccato, alla fine è venuto quel che serviva insomma. Sì, no? sì. Che, almeno da parte mia non c'è niente da recriminare su questo No, pareggio. no. Anzi, Anch'io, ci voleva come dire... Il Tiene è una squadra fortissima, no? Per me è una squadra forte, con un gran allenatore, un giocatore di tantissima qualità. Niente, noi con il nostro si gioca all'hockey, si gioca in difesa forte, l'hockey è così, bueno, niente, veramente felice per Martin, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie. Grazie a tutti voi, buona serata.